case altre domande, tra l'altro per chi volesse poi acquistare il libro ne abbiamo alcune copie qua a disposizione. Mariuccio, prego, non essere timida. Vorrei approfittare della presenza del professore per porre una domanda e per sapere se io ho ragione nel pensare quello che adesso le dico. Allora, il fatto di parlare in sardo a un certo punto, dopo la guerra, è stato un po' lasciato da parte. Quando è iniziato il benessere, tutti siamo diventati meno poveri, per non dire più ricchi, meno poveri. E allora quelli che parlavano in sardo erano i poveracci, i poveretti, quelli ignoranti che non erano andati a scuola, eccetera. Quelli che non parlavano sardo erano la gente, le persone che andavano a scuola, che erano più acculturate, eccetera. Allora, secondo il mio pensiero, a un certo punto molte persone si sono vergognate di parlare il sardo perché abbinavano il sardo alla povertà. Questo è quello che penso io. Poi mi sono segnata qui amparai. È una parola che non avevo mai. Ah, imperai. Mi- in Sasa mi l'ha già scritto Mavi. Allora, non l'avevo mai sentita perché non è stata resa. E allora Giampaolo mi ha scritto che vuol dire tutelare e proteggere. Io non l'avevo mai sentita questa parola, come per esempio c'è un altro chiodo fisso che ho posto la domanda a lui e a qualche altro. E ti ho innai, come ti traduco in italiano, questo è otra serie. Questo è una persona che fa trassas. Come lo traduco in italiano? Berlusconi, va bene, su questo siamo d'accordo. Su questo siamo. Mi date l'occasione per parlare bene di Berlusconi. Spesso il sardo ha parole che non rendono tradotte in italiano pienamente la ricchezza del significato della parola sardo. Ma Tutte le lingue. poi questa domanda un giorno ne parlavo, non so se adesso c'è, col professor Pod, Patrizio Pod. E mi ha detto, eh sì, però questa trassas è bivalente, ha due significati. E che dentro trassa c'è doiando. Allora, eh, una trassicella, infatti io su trassicella andavo su a cabbaia di rasa dentro sa fa, così eccetera. E niente, questo volevo dire, però volevo sapere se il mio pensiero su povertà e dialetto è. È vero e non è vero. Cioè è vero, è accaduto. È accaduto anche questo, che uno si vergognasse, insomma, che i più poveri. Beh, però è accaduto anche il contrario. I ricchi cagliaritani del Sugastellu, chi stionanta in sardo, eh, e guardavano dall'alto il basso tutti gli altri, capito? E avevano su di Nai Uru, capito? Quindi, insomma, è vero e non è vero, insomma, la realtà è varia, insomma. Daniele, Mariuccina, al comune di Sarda c'è un ufficio per la lingua sarda. C'è un ufficio che bravo mera, che io si domandai anche qualcosa, questo ti ci risponde. Sicuramente dici ti non è trassa pure. Infatti è un paradio dopo. Esatto, esatto. Quindi ho provato sul corso del valendo sul corso del sardo, ci vunt in mera cose che noi non scideus. Tocca fare un corso come ti fosse italiano, non cambia nulla. Su sardo è una delle 13 lingue non latinas e si studia non solo in Sardegna ma in tutte le università dell'Europa come lingua non latina. sono altri interventi? Qualcuno del pubblico vuole intervenire. Ti stanno chiamando da qua. Domenico Sanna, era normale che non Cristiano Domenico Sanna.
Ci arriva? Altra parte. Ok. Grande organizzatore insieme a Roberto dei convegni di cui ha parlato Roberto. Troppo buono Eugenio, tanto grazie a tutti. Io volevo spendere giusto 2 parole anche perché è stato detto già abbastanza e molto bene del libro di Eugenio. Roberto ha fatto un ottimo intervento. Io più che del libro parlerei del libro e di Eugenio, che poi diventano un tutt'uno, si legano, ok? Perché è importante questo libro, perché è importante acquistarlo? Perché Eugenio è un osservatore privilegiato della nostra storia, non tanto recente, ormai quasi 50 anni di storia sarda. E purtroppo per un degrado che è un po' la classe politica di tutti i colori ha vissuto, parte di questa storia importante va oggi perdendosi. E questo libro cosa fa? Dà alla storia quell'importanza etica che già il filosofo Vico individuava. La storia come insegnamento, rileggere la storia e gli avvenimenti passati come insegnamento per il futuro. E c'è un altro filosofo che si accanì particolarmente contro la storia, è il nemico quasi per antonomasia della storia, che è Nietzsche, che dopo aver distrutto la storia e lo storicismo fa un'ulteriore riflessione, dice: un attimo, io ho distrutto lo storicismo, però la storia ha un'importanza fondamentale. E per cosa? Per insegnare e per individuare una via per il futuro. Questo fa il libro di Eugenio. E questo fa anche Eugenio con la sua figura. Eugenio è stato ricordato da Giampaolo, giusto? Da Giampaolo ha ricoperto un grosso incarico politico, incarico istituzionale, e nel momento in cui questa sua esperienza politica è arrivata a naturale conclusione, non c'è stato per lui un trauma, c'è stato per lui il tornare al mondo del lavoro, quello che oggi, quando parliamo di degrado della politica, è una cosa quasi impossibile da pensare, tornare al lavoro e fare una cosa in più, tornare al lavoro e dedicarsi alla diffusione della cultura. Ecco perché oggi Roberto e gli organizzatori di Sardana hanno fatto un'opera meritoria a presentare questo libro, e penso oggi si debba fare anche una cosettina in più. Non so quanti testi avete, comunque dobbiamo metterci la mano in tasca tutti, insomma, per i numeri che ci sono, e acquistare questo libro, perché il libro è importante averlo a casa. Ricordava Tonino Guerra qualche anno fa. Oggi Tonino Guerra purtroppo si ricorda solo perché fa la pubblicità di Euronics, di una catena di centri commerciali. Comunque è un bravo scrittore, purtroppo poi oggi vanno a finire un po' tutti così. E diceva questo: i libri è importante acquistarli anche se non li leggiamo noi direttamente, perché il libro viene a casa nostra, trova uno spazio in biblioteca, non lo legge chi l'ha acquistato, lo legge il figlio, e se va male lo legge il nipote. Comunque un giorno qualcuno quel libro lo aprirà, lo leggerà e riuscirà a coglierne l'insegnamento. Grazie e buon proseguimento.